Sfida tutta sarda al Vannisanna tra Sassari Calcio Latte Dolce e Tortolì. Subito in apertura Marcangeli resta a terra toccato duro da Alessandri, fortunatamente nulla di grave, il gioco riprende. Lo stesso Marcangeli prova a toccare sotto misura di testa ma in nulla di fatto. Giallo per Serra, partita ruvida che nei primi 15 minuti regala pochi spunti di cronaca. Il Tortolì è arroccato in difesa, il Sassari Calcio Latte Dolce cerca la chiave per scardinare la retroguardia ogliastrina. Al 22esimo i biancocelesti ci provano ancora ma l'arbitro ferma tutto fischiando un fuorigioco. Al 32esimo Usai di testa regala un sussulto al match ma la palla non entra e la situazione di parità persiste. Al 39esimo il tuffo di testa di Palmas gonfia la rete ma ancora una volta la bandierina dice no all'esultanza. Un minuto dopo Daga mette in mezzo per Usai ma Lai para a terra. Sassaresi sempre più arrembanti, Tortolì sempre più arroccato a difesa della sua porta. Paolo Palmas corre la fascia sinistra, entra in aria, spara ma trova i pugni di Lai a deviare in angolo la conclusione. Lai diventa decisivo su Patacchiola al 45esimo, poi è punizione con De Martis alla battuta, pallone fra le braccia del numero 1 Ogliastrino. L'arbitro fischia la fine del primo tempo che termina 0-0 fra Sassari Calcio Latte Dolce e Tortolì. Nella ripresa al 52esimo miracolo di Pierpaolo Garau su Dornelles che ricevuto palla da manca trova il numero 1 biancoceleste sulla sua strada. Un istante dopo la doccia fredda per il Sassari Calcio Latte Dolce arriva con Alessandri che la mette in rete siglando il vantaggio ospite. Il buon momento per il Tortolì non si arresta e al 13esimo della seconda frazione Serra trova il tiro che vale il raddoppio ed è 0-2 fra Sassari Calcio Latte Dolce e Tortolì. Dentro Pittalis e Delizos per Mister Paba, poi dentro anche Scognamillo a rinforzare un attacco a caccia del gol. Alla mezz'ora De Martis impegna Lai in calcio d'angolo. Tortolì in gestione a sfruttare le ripartenze, Sassari Latte Dolce in avanti a cercare il gol capace di riaprire il match. 4 minuti di recupero, punizione dal limite per i padroni di casa, bella la parabola disegnata da De Martis, grande però l'intervento di Lai. La situazione non cambia e termina 0-2 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Tortolì.